Va ora in onda la rassegna stampa. Ma tu ci credi a sta cosa del venerdì 17? Cioè, in moto sei venuto naturalmente, tranquillo, non è successo niente, non hai bucato una gomma, niente, però non è successo assolutamente nulla. Te ti immagini quelli del PD quest'oggi che macumba che non fanno a Matteo Salvini? Cioè, ma sono lì al posto della bambolina c'hanno il trenino, no? E ci infilano dentro lo spillone, no? Cioè, eh sì, è venerdì 17 come minimo, ma insomma, un treno deve bloccarsi ogni mezz'ora. Cioè riparte e poi si blocca, riparte, ma certo. Ci sarà lo zampino di qualcuno, tu dici che ci deve pur qualcuno, è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Mamma mia, come siamo ridotti ad aver paura anche di venerdì 17, che ce ne siamo sempre fregati e stiamo qui a guardare cosa succederà, qualche cosa. Ci sarà un altro Tarush Gamea sicuramente, ormai a Milano tutti i giorni Tarush Gamea, cioè vi siete accorti che siamo circondati da neri violentatori? Non ho detto meri, ho detto neri violentatori. Che brutta sta cosa, è bruttissima, perché diventi razzista davvero anche se non lo sei. Cioè avremo adesso, e c'è già, non lo dicono ma c'è già, il razzista piddino, che dentro di lui è diventato ancora più razzista del leghista celodurista semivarinista. Ti giuro. Sto tergiversando, mi dicono, tergiverso, con i tergicristalli. Non piove al nord, ma al centro-sud sta per arrivare una perturbazione, sappiatelo, adesso anche le previsioni del tempo. Il buongiorno da Sammy Varin, sì, su chi ancora oggi l'avete fatto il falò di Sant'Antonio? C'è puzza di bruciato oggi sui quotidiani, giuro che un giorno lo faccio, un bel falò di Santo Semmi, bruciamo tutti i quotidiani, tutti. Certo, rassegna stampa 7:31, buon mattino da Semmi Varino, buongiorno da Simone in regia, grazie naturalmente per le vostre presenze, noi annotiamo la presenza, la mia, quella di Simone, e adesso i primi WhatsApp che arrivano, fatevi vedere che ci siete, se no io non parto, faccio come Claudio Borghi Aquilini quando fa le dirette sui social, finché non vedo che siete in tantissimi, aspetto, vediamo, giuro, adesso guarda, apro WhatsApp, guarda quanto sei scemo, se mi va lì, apro WhatsApp e che cacchio ho aperto? No, WhatsApp voglio. Apro WhatsApp e voglio vedere chi è quello che chi mi scrive a quest'ora. Se no, vabbè, non posso fare niente, devo per forza partire, ne stanno arrivando già a decine. C'è già Daniel che alle 7:25 ha sentito i gattini miau immediatamente. Ieri su Rete 4 ho visto per la prima volta Tosi intervistato. Vabbè Daniel, cioè, scusa, ma stiamo facendo colazione, cioè non puoi. Direi immediatamente che non è fighetto abbastanza per essere un classico forzista e soprattutto non c'è paragone con il mitico Zaia. Beh, un pochino fighetto lo è, devo dire, Tosi, però ragazzi oggi è intervistato ancora su un quotidiano, dopo ve la leggo l'intervista con una fatica pazzesca, anzi mi dite voi, quando un pochino siete lì di che devo andare o non devo andare. Dai, Sammy, questa è un'offesa, Adesso cosa pensi che l'intervista a Tosi faccia andare in bagno, Si scherza, dai, solo perché questa non è una vera e propria rassegna stampa, mai più uno show, cerchiamo di divertirci tra un quotidiano e l'altro, di indovinare la buona politica, perché c'è la buona politica sui quotidiani,
ma è un casino trovarla. Giuro che anche oggi la cerchiamo e la troviamo. Quindi grazie a chi mi sta scrivendo al 34067096596. Non comincio a leggere i WhatsApp subito, c'è quello che scrive cominci a leggere subito i messaggi? No, comincio dopo le 8, ok? Grazie a chi mi segue da sotto il letto, sotto le coperte, ecco, magari uno si nasconde anche se e certo in televisione, canale 252 in tutta Italia, ci potete ascoltare e anche guardare se il vostro TV è collegato ad internet. Buongiorno a voi romanticoni che amate soffrire, state sbrinando l'automobile congelata anche quest'oggi, un sottozero affrontabile a Milano e quindi tranquillamente accendete l'aria condizionata a paletta su caldo, fate andare l'aria verso l'alto e vedete che qualcosa dopo 10 minuti succede. Intanto ascoltate la rassegna stampa di Radio Libertà. Certo, c'è Sammy Varin. Buongiorno a chi ha scaricato l'applicazione ed è già in giro con cuffiette, è in giro per tutta l'Italia, ovunque siate, anche sottoterra in metropolitana, ci potete ascoltare ed è una figata. Buongiorno a chi ci sbircia sui social, su Facebook e su YouTube, soprattutto sulla pagina di Lega Salvini Premier e della Lega Giovani. Buongiorno a tutti voi, tanti amici vicini e lontani, cielo duristi, leghisti e non solo, anche chi è curioso di una certa buona politica che c'ha soltanto la Lega e tiriamocela, sì, ci rallegri la giornata già dal mattino. Clara da Sondrio, ti bacio in fronte, allora parto prima che no, non continuate a scrivere perché poi è una droga però e dopo mi viene da leggere, non guardo l'ultimo messaggio, non lo guardo, vado a leggere un titolo dei giornaloni, non giornaloni, vediamo un po' come hanno affrontato la giornata storica, perché ieri, insomma, un primo passo verso la riforma della giustizia, ma nessuno spiega che cosa succede. Cercheremo di trovare un quotidiano che ci dica cosa stanno facendo. L'identità, giustizia, virgolettato, giornata storica. Primo via libera alla riforma. Il presidente della Commissione Giustizia Montecitorio, Ciro Maschio, liberare la magistratura dalle correnti politicizzate. Quindi l'intento del governo sembrerebbe proprio questo: le correnti. Chiudi la porta un attimo. C'è corrente! No, lascia pure aperta perché un po' di corrente c'è da tutte le parti, ma quando c'è troppa corrente come all'interno del PD, bisognerebbe pensarci, loro ci sguazzano in questa cosa. Dai, fammi passare un altro quotidiano, se volete. Il dubbio, carriere separate, arriva al primo sì, quindi un dubbio che insomma lascia un po' a desiderare. Fatemi scendere ancora un po' più in giù. La notizia è un po' più potente. I PM al guinzaglio del governo. Primo sì alla riforma, sfascia giustizia sognata da Berlusconi. E vedrete il titolo di Repubblica quest'oggi. Ancora. No, ti dico, non ci hanno dato molto, non hanno capito neanche loro che cosa succede. Vi segnalo il quotidiano del Sud che, oltre al titolo principale con i dati in chiaroscuro dell'economia, il rosso e il nero di Giorgia, ha in centropagina l'autonomia, il quotidiano del Sud, l'autonomia nelle mani di una consulta amputata. E ricordiamo che lunedì arriverà la decisione sul fronte referendum e sulle cose che non dice nessuno perché sono tutti troppo impegnati a parlare del Veneto e cosa farà il terzo mandato, gnignero. Oggi Veneto ancora go perché ieri c'è stato il Consiglio federale della Lega, giustamente si è deciso di fare quadrato intorno a Luca Zaia. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la Lega è compatta con Luca Zaia. Chiaro che adesso la palla la tiriamo, eccola, prendila al volo alla Meloni, è piccolina ma gioca abbastanza bene, e più che alla Meloni chiaramente a quelli che dicono la Lega non può mica avere ancora tutte queste regioni. Insomma, che si farà?
che si farà? Gli diamo proprio il Veneto a Fratelli d'Italia? Non potremmo dargli qualche altra regione? Stiamo a vedere. Intanto certamente, lo sapete, voi potete inviarmi, lo dico per i nuovi ascoltatori, potete inviarmi, dovete inviarmi i vostri WhatsApp per confermare o smentire ciò che io vi leggo sui quotidiani e dire soprattutto la vostra, perché voi siete i veri editorialisti di questa radio che guarda caso si chiama Radio Libertà. Scrivete un messaggio al 340 6709 659. Devo dire con rammarico, perché lo sapete, il Semivarin è un pochino razzista, anche se in senso buono, su nessun quotidiano o quasi, solo sulla Verità, c'è in prima pagina quello che vi dicevo prima, non il che è venerdì 17 e si bloccheranno tutti i treni fermati dai pidini, no, assolutamente, che viviamo in mezzo a violentatori, a seguaci, oltre che della Sharia, che già non è una bella notizia, seguaci della Taharrush Gamea, che da quando l'ha nominata Sammy Varin adesso la stanno dicendo tutti cani e porci. Mi piace, me la sto tirando, non c'è un copyright, no, non mi paga niente nessuno, 5 euro per il copyright ogni volta che dici Taharrush Gamea. E insomma, quello che è successo fuori dalla discoteca qui a due passi a Milano era ancora Taharrush Gamea. Cioè in 10, 20 immigrati. Prima nessuno scriveva niente, adesso hanno capito che erano nordafricani, perché nel Sudafrica sono tutti buoni. Nel Sud muoiono quasi tutti di fame, diciamocelo, poveracci. Nel nord sono in perenne emergenza sessuale, cioè c'hanno tutti un pacco della già siamo un po' invidiosi di sta cosa qua, noi siamo dei mollaccioni, poi noi del nord siamo tutti gay, questi hanno un pacco della miseria e cioè appena vedono una donna italiana ancora meglio gli fanno la festa, le fanno il Taharrush Gamea. E c'era pure il fidanzato che stava lì a guardare e non poteva fare niente. Chiudiamo la parentesi, per lo so, è uno schifo, però fa paura sta cosa. Sapere che... E soprattutto ti fa diventare razzista, capisci? Cioè anche io che non lo sono mai stato, ti sembro il tipo, io guardo in giro, vedo il nero che mi si avvicina e penso, oh, cosa mi vorrà fare questo se fossi una donna? Ma anche, ma probabilmente c'è anche il nero gender. Sammy Varin, ti stai rischiando una querelin, mi sa, Non è meglio andare sul quotidiano dei cattolici Avvenire che diventi più buono, fai il segno della croce, giusto, bravo, l'angioletto qui sulla destra, angioletto di centrodestra che mi ha dato il consiglio. Avvenire titola quest'oggi l'ultimo scoglio, l'accordo sul cessate il fuoco è in bilico, la liberazione degli ostaggi rischia di slittare a lunedì. Sulla tregua a Gaza, oggi il voto decisivo del governo israeliano, c'è già stato nella notte. Ieri ancora morti, l'allarme di Biden prima dell'uscita, sta nascendo una pericolosa oligarchia. Fatto sta che Biden è incazzato nero, perché sì, è stato firmato, però ancora qualcosa, eccetera. Cioè, se dovessero davvero rimandare a lunedì, lunedì arriva Trump. Cioè, già a quest'ora sono lì che dicono è merito mio, no, mio, guarda là, e lunedì arriva Trump e questo se ne deve andare, per cui Trump, io immagino già farà il segno così, vittoria, come quando gli hanno sparato all'Urech, e si intesterà tutto il merito di questa pace che speriamo sia davvero una pace. Avvenire scrive anche l'ultima indagine dal giubileo risposta alla crisi, il 57% vuole una chiesa più creativa, italiani assetati di speranza in minuscolo e Francesco è il più fidato. Lasciamo stare, chiaramente non voglio i vostri commenti, poi cominciate a dire che non è il Papa e che il vero Papa era, e lo sappiamo. Andiamo sul Corriere. No, senti, posso farlo un po' strano oggi, perdonami, lo so che a quest'ora chiederti di farlo strano, però lo voglio fare strano, oggi voglio andare sul quotidiano. No, la Repubblica no, anche no la Repubblica, no, ti prego, sto passando tutte le pagine che mi sono preparato, eccola qua, il quotidiano La Verità, l'unico
L'unico, signori, che merita il vostro acquisto. Quanto costa? Quanto costa? 1,50 euro. Barboni, straccioni, pezzenti di ascoltatori. Non avete un euro e mezzo? Andate fuori, conoscete il vostro edicolante infreddolito, ditegli: coraggio, potevi essere a Livigno a 15 gradi sotto zero, invece sei a Milano, siamo quasi 0 gradi. Comprate il quotidiano La Verità insieme a Topolino. Sì, no, non scherzo, perché oggi Topolino ha all'interno una storia in dialetto, perché oggi, venerdì 17, tuca chi, tuca là, oggi è la giornata mondiale, internazionale, italiana, dei dialetti. Lingue e dialetti, storica trasmissione di Giovanni Polli, che salutiamo, che non riesce più a farla qui su Radio Libertà perché è in tournée, suona, canta in un gruppo in dialetto ed è il caso di seguirlo, cercatelo ad esempio su Instagram. Oggi è la giornata dei dialetti e persino Topolino, che non comprate più da una vita, io sto cercando Geppo, ma anche quello faccio fatica a trovarlo. Se Geppo facesse magari anche lui una storiella in dialetto, non so, nonna Belarda, non lo so perché, comprate La Verità e Topolino. Chiusa la parentesi. Già capito che oggi sono in via Brusica, come diceva mia nonna, sto aprendo troppe parentesi, va minga ben mi varin, varin, come diceva la tua prof di matematica. Ora abbiamo gli stupri islamici, l'unico quotidiano che ha il coraggio di metterlo in prima pagina. Gli altri, trallallero, trallallà, la riforma della giustizia, pace, 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 pace un cacchio. Siamo circondati da neri, violentatori, che ce l'hanno sempre duro, politicamente, chiaramente. Cosa pensate male? Ma dai. E non dite niente? A Sala soprattutto, che ieri ha provato a parlare. Sala parlante, ma chi l'avrebbe mai detto? Sala con l'H, chiaramente. Ragazze circondate dal branco e palpeggiate per strada, che già succede normalmente, ma a questi gli hanno fatto la festa. Ora abbiamo gli stupri islamici. Tarush Gamea, signori. Altro episodio a Milano dopo lo scempio di Capodanno in Piazza Duomo. Stavolta è successo davanti a una discoteca. È il Tarush Gamea. Una violenza di gruppo messa in pratica dai musulmani. Oh, specifico, non è scritto sulla loro Bibbia, assolutamente no. Non cominciate a dire addirittura no. Non è, però se la sono fatta, sai, quelle leggine che ci facciamo, no, eccetera, se la sono fatta di per sé, soprattutto in Egitto. Sta cosa tira molto. Io che sono sempre andato in vacanza in Egitto, ormai non è davvero un paese sicuro. È che se ti beccano lì te lo tagliano, se lo beccano qui, ma sì, dai, gli diamo un daspo, non puoi più stare fuori dalla discoteca con il pacco pronto, ma guarda un po'. Sì, sono incazzato per questa cosa, sono molto incazzato perché i nostri figli non vedono l'ora di fare una passeggiata nelle grandi città appena grandicelli, e io devo fare l'agente segreto dietro a mia figlia, mi metto il barbone finto, il cappello a parrucca e la devo seguire perché altrimenti c'è il nero col pacco pronto. E non lo so se proseguo, guarda, perché sono davvero incazzato. Me lo dite se siete incazzati anche voi? Sono l'unico pirla che è incazzato a quest'ora del mattino? Mi fate un messaggio per dire coraggio Sammy, vai avanti. 340 6709 659. Un messaggio che sia anche un massaggio magari, La Verità. Se ormai ci sono, vado avanti, Stupri islamici a Milano, ci risiamo. Dopo le denunce di violenze sessuali nella notte di Capodanno, un altro branco di nordafricani ha cerchiato, aggredito, tentato di rapinare una studentessa di 19 anni uscita dalla discoteca Alcatraz. Ma voi la fareste andare vostra figlia alla discoteca Alcatraz? Tu dici, ma ci siamo andati tutti all'Alcatraz, mi ricordo un Capodanno bellissimo, tutta musica anni 70-80, anche perché eravamo in quegli anni, cosa mettevi? La techno, non lo so, a questo punto viene paura.
Poi uno di loro l'ha palpeggiata nelle parti intime. Siccome non gli davano il portafoglio a questi negroni, allora hanno cominciato a toccarla. Lei, erano assolutamente etero. Uno di loro l'ha palpeggiata nelle parti intime ed è stato individuato e arrestato grazie all'intervento dei carabinieri. Si tratta di un egiziano di 36 anni, ora in carcere a San Vittore. È solo l'ultimo esempio del cosiddetto Taarrush Gamea, la violenza 5 euro, 5 euro per averlo nominato, la violenza musulmana di gruppo che ha visto tra le vittime di Piazza Duomo anche una giovane belga, la prima a denunciare. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel capoluogo lombardo, fatti inaccettabili. L'autorità giudiziaria sta accertando le responsabilità. Siamo sulla Verità, signori, è l'unico che dice la verità e mette queste notizie in prima pagina, perché ci stiamo vivendo insieme a questi neri. Sono quelli che poi tutti gentili fuori dal supermercato ti chiedono l'euro, ti accompagnano a portare il carrello. Quando mi accompagnano mi incacchio come una biscia. Sono mica un vecchietto, cos'è questa cosa? Guarda, me lo porto da solo. E vedi Sammy Varin pieno di pacchetti, uno anche sulla testa. Ma ce la faccio benissimo. Col cavolo che gli do l'euro. Sì, veramente cattivo Sammy Varin. Qualcuno meriterebbe davvero, è gentile, carino, ma pensare che poi questi la sera si trasformano in violentatori, non tutti. Il mio pizzaiolo è bravo, fa le pizze buone, anche il kebab, me lo porta sempre velocemente, tutto veloce a casa. C'è da fidarsi del pizzaiolo. Persino Sala scende da Marte, scrive Giorgio Candola, mentre prima l'articolo principale di Patrizia Floder-Reiter, persino Sala scende da Marte dicendo, ieri su RTL ha parlato, mi pare, gli immigrati non si integrano, che è una parola che non ti aspetti, davvero. Forse perché dopo ha detto sì anche al terzo mandato, e d'accordo con Zaia, e anche lì uno... si è risvegliato Sala. Gli immigrati non si integrano bene a Milano. Alla fine c'è arrivato anche il sindaco Beppe Sala, che solo ieri ha commentato i fatti di Capodanno. Violenze da reprimere, ha detto. Il primo cittadino ha poi ribadito la contrarietà allo scudo penale per gli agenti, pur sottolineando che non vanno criminalizzati. Peccato però che sul caso Rami lo stesso Sala e Gabrielli abbiano condannato i carabinieri. Nel frattempo spunta l'ipotesi terzo mandato, come vi dicevo, ha detto che è d'accordo con Zaia, e anche perché insomma prima o poi arriva il suo tempo, anche il suo tempo, il tempo di Sala. Problema per le sono rimasto scioccato di sta cosa dei neri violentatori Taarrush Gamea. Problema per Meloni, tutta la Lega con Zaia, il terzo mandato agita la maggioranza. Ci capiamo, siete un po' agitati tutti quanti? Sì, ma noi della Lega siamo tutti d'accordo con Zaia, già, e non solo noi della Lega. La Lega si schiera in favore di Luca Zaia in Veneto e manda un segnale agli alleati di centrodestra. Il Consiglio federale del Carroccio riunito ieri ha espresso totale sintonia e condivisione degli obiettivi tra Matteo Salvini e Luca Zaia, in vista delle regionali venete, una posizione che rimanda la palla del terzo mandato a Giorgia Meloni. È chiaro che qui ci sarà da dividere la cosa, perché non c'è solo il Veneto che va alle urne, ma anche altre regioni italiane, se non quest'anno, negli anni prossimi. Per cui è questione... Vabbè, e a noi cosa ci danno? Non ho capito. Noi vorremmo ancora il Veneto, ma siccome abbiamo l'8% e i Fratelli d'Italia al 30%, è chiaro, tu dici, se foste voi al posto di Fratelli d'Italia, che cosa fareste? 340 6709 659, signori, ditemi un attimo la vostra. Sempre sulla Verità, Maurizio Del Pietro dice: recidivi picchiatori di agenti, perciò serve il DASPO, ok? Ecco, lo mette in prima pagina il quotidiano La Verità, che oggi è ricchissimo, bisogna davvero comprare La Verità oggi, ma anche gli altri quotidiani, incredibile, oggi ne parlano, Novax, tutte quelle cose lì. Il miliardo buttato in mascherine. Ricordate le mascherine farlocche cinesi, finte?
quante cose finte compriamo dai cinesi, però ci piace, che devo dire, costano poco. Ecco l'atto d'accusa contro Arcuri. Covid, udienza con l'azienda penalizzata già vittoriosa in tribunale e l'ex commissario. La commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della pandemia da Covid-19 ha dedicato le audizioni di ieri all'importazione delle mascherine nel periodo in cui queste risultavano introvabili in Italia. Oggi trovate questa notizia in prima pagina sul quotidiano La Verità, che è uno dei pochi che osa, ma tranquillamente anche sugli altri quotidiani, perché cominciano a svegliarsi anche loro. Ci mettono un pochettino, come sul Tarush Gamea, però poi ci si arriva. Sì, va bene, vi porto sul Corriere, certamente carriere separate, primo sì in aula, le toghe in rivolta, Nordio esulta, Forza Italia era il sogno di Berlusconi, anche sta menata che ogni volta dedichiamo questo voto a Berlusconi, e con questa frase che fa incazzare i piddini si beccano 100.000 voti in più. Ecco, è una cosa che noi non riusciamo a spiegarci. Cioè, quando Berlusconi è morto, io ero qua a farmi la festina perché ero sicuro, mi dispiace tantissimo che è morto un grande, cioè, però ho detto, vabbè, adesso pian piano i voti di Forza Italia se li becca la Lega. E col cacchio! E ci ha fregato! E ha preso più voti di noi ultimamente, adesso un po' meno, però vabbè. MD, Magistratura Democratica, si mobilita, via tutti all'anno giudiziario, via tutti all'anno giudiziario. È una roba che uno legge e dice cosa vuol dire, perché quelli del Corriere scrivono cose che non capiamo. Primo via libera della Camera alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. I voti a favore sono stati 174, 92 contrari, 5 gli astenuti. Oltre alla maggioranza hanno votato a favore Azione più Europa, mentre Italia Viva si è astenuta. Hanno votato contro PD, 5 Stelle e AVS. Il DDL andrà all'esame del Senato per la seconda delle 4 letture previste, perché è una legge di modifica della Costituzione. Per Forza Italia il ministro Nordio si avvera il sogno di Berlusconi, in rivolta all'ANM, Associazione Nazionale Magistrati, che parla invece di una riforma che toglie garanzia ai cittadini. Magistratura Democratica, via tutti quando parlerà il ministro. Ah, adesso abbiamo capito, via tutti quando parlerà il ministro all'inaugurazione dell'anno giudiziario, che di solito verso giugno, luglio, e mi è sempre stata una roba, dico, ma perché inaugurano un anno che siamo già quasi alla fine? Vabbè, renderemo i magistrati indipendenti dalle correnti, parla il Guardasigilli oggi sul Corriere. All'inaugurazione dell'anno giudiziario, spiega il ministro della giustizia Nordio, andrò con la serenità di avere fatto il mio dovere. L'ANM parla di garanzie in meno per i cittadini, ce ne saranno di più, dice Nordio. I magistrati finora erano indipendenti dalla politica, ma non da se stessi e dalle correnti della magistratura. Ho voluto recidere questo vincolo. Ragazzi, quante volte abbiamo visto queste correnti, che guai che combinavano, ad esempio sul caso immigrati. È vero, la Lega compatta su Zaia, non si cambia chi vince. Terzo mandato, il Consiglio federale la disfida sul Veneto. Tra poco leggiamo qualche cosa in particolare. Un'altra prima pagina, sì dai, ce la facciamo prima della pausa, lo so che vi piace soffrire. Il Fatto Quotidiano, in centropagina la licenza di sperpero, mentre la Camera vota la separazione delle carriere, Corte dei Conti, la riforma la fanno i suoi condannati. 4 sanzionati al lavoro, 2 firmano e altri 2 votano la nuova legge che taglia le mani ai giudici contabili. Poi i pasticci di via Arenula per lo scudo, Nordio spara, niente registro indagati per le inchieste sulle forze dell'ordine. E ancora l'ex commissario audito in commissione, Arcuri sul Covid, dai cinesi solo il 7,6% di mascherine, tutto il resto è illazione, e torneremo su queste illazioni nei prossimi minuti. Vado solo per un istante, dai, sì, facciamo le cose fatte bene anche su Repubblica. Eccola qua, signori. Alla Camera il primo sì alla separazione delle carriere. Forza Italia
Così si avvera il sogno del cavaliere e infatti il titolo principale di Repubblica è La giustizia di Berlusconi. Cari piddini, all'ascolto oggi è da comprare Repubblica e fateli sto favore prima che chiuda. 2,70 € so soldi, ma c'è anche tanta carta che può sempre servire. Oh, si scherza, of course. La Lega unita con Zaia avverte Meloni. In Veneto non si cambia. Scusate, ma c'è lo sfumino rotto. Posso dirlo, Simone? C'è lo sfumino rotto. Oh, lo vuoi fare tu l'appello? No, lo faccio io. Ci date 5 € per comprarci lo sfumino? Non è una cosa per magna magna, per far da mangiare, eccetera. No, sembra, facciamo lo sfumino, è una cosa col fuoco si fa. No, lo sfumino serve per chiudere il microfono quando oppure quando dici ma vaffanculo, ecco, per non farlo sentire schiacci il bottone o tiri giù il cursore, la levetta, e si spegne il microfono di chi parla. Si è rotto lo sfumino. Nella vita capitano queste cose, costa 1.000 €, non ce li abbiamo. Posso dirlo che siamo rimasti in mutande? Mutande con scritto Radio Libertà, of course, vendiamo pure quelle. 5 € per lo sfumino, signori, il mio appello, figlio d'Apollo, soprattutto se vi piace questa rassegna stampa o anche se vi fa cagare, perché è bello andare in bagno. Conto corrente postale 3767 1294. Se andate in posta fate la coda coi violentatori, 3767 1294, o ancora meglio sul sito radiolibertà.net, cliccando sostienici, abbonati con una carta di credito, aiutate la nostra radio, altrimenti io continuerò a tossirvi in faccia, è peggio per voi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Io quando la sento veramente comincio bene la giornata, la pianista di Bordighera Veronica Rudian. Esce quest'oggi con il nuovo album, un mini album tutto da ascoltare mentre siete in coda a smadonnare in macchina anche oggi al freddo e al gelo, perché poi andando piano non si scalda mai quest'auto, ma d'altronde sui quotidiani c'è scritto che andare a 30 all'ora fa bene, non ci sono più morti a Bologna, si guardano in giro, cioè, ma non muore più nessuno, non ci sono più incidenti mortali a Bologna perché a 30 all'ora è Veronica Rudian. Il nuovo album da quest'oggi su tutti gli store digitali o anche su YouTube si intitola Horus, questo nuovo pezzo, e c'è la Rudian che al volo mentre ci sta ascoltando ci ha mandato un saluto. Sentila, Ciao a sentila. tutti, eccomi qua, sono Veronica Rudian e ora potrete finalmente ascoltare Horus, tratto dal mio nuovo album Endless, che è uscito proprio oggi. Ma dai, E grazie a tutti i radioascoltatori. Ciao. Ma grazie Ciao a tutti. Veronica, grazie, e chiaramente potremo scoprirla settimana dopo settimana, perché io poi questi pianisti li faccio girare nel corso della mia trasmissione, nelle pause che ci sono ogni mezz'ora. Buongiorno da Sammy Varin, come va il venerdì 17? Uè, a noi ci si è rotto lo sfumino e sono qui a chiedere soldi, barbone di un Sammy Varin. Scherziamo, però, insomma, grazie a tutti quelli che in queste settimane hanno scelto di aiutare la nostra radio, perché fa una controinformazione diversa dalle altre, perché Sammy Varin la mattina magari vi fa iniziare con un sorriso leggendo pagine disastrose dei quotidiani in edicola, però c'è anche qualcosa di buono e riusciamo puntualmente a tirarlo fuori quel qualcosa di buono. Leggiamo qualche WhatsApp tanto per fare rabbia a quelli che dicono ma allora, ma è una rassegna stampa oppure no? No, non è una rassegna stampa, ma cerchiamo di farcela assomigliare. Grazie a chi mi ha scritto che era allegro la giornata fin dal mattino, vediamo ora di sera cosa succede. Maria Teresa mi scrive: ho ricevuto questa mattina una richiesta di amicizia da Matteo Salvini, non sono sicura se è vera oppure falsa. Lei cosa pensa? È possibile oppure una presa in giro? Allora controlla il calendario, oggi è venerdì 17, quindi potrebbero accadere sfighe pazzesche. Vai semplicemente sul profilo di questo che te l'ha chiesto e vedi subito se è Matteo Salvini. Raramente chiede amicizia perché il suo profilo è pieno da anni e anni, ma c'ha il profilo, quello istituzionale, quello che devi cliccare mi piace, quello però non può chiedere amicizie, quindi potrebbe darsi che sia un Matteo Salvini farlocco, ce ne sono tantissimi. Per essere sicura basta che vai sul suo profilo e vedi un attimo se è lui che scrive. Normalmente scrivono gli altri sul suo profilo, cioè quello di amicizia di Facebook è un profilo carinissimo perché chiunque ci può mettere quello che pensa, i saluti, la fotografia insieme, eccetera, eccetera. Per saperne di più e chiedilo direttamente a lui quando lo vedi in qualche festa. Adesso ricominciano le feste tra poco in provincia di Bergamo alla stragrande. Tra le tante ultime idiozie che anche oggi il mio mini patentino nautico ai sedicenni che possono timonare i mezzi fino a 115 cavalli di potenza entro le 6 miglia, che è la fascia più pericolosa perché sotto costa e dove si nuota con mezzi estremamente potenti, con un corso di sole 5 ore, aspettiamoci i prossimi incidenti. Non erano sufficienti 40 cavalli, vedi, noi siamo qui a menarla con i 30 all'ora a Bologna, ragazzi, e in mezzo al mare, altro che monopattini dei nostri mari e laghi, contente scuole nautiche, noleggiatori barche, sempre peggio per chi conosce la nautica. Ma Maurizio, noi purtroppo non abbiamo neanche un barchino, io sono lì a guardare i barconi che arrivano degli immigrati, ma normalmente si fermano dopo poche miglia perché arriva l'ONG, però hai fatto bene a farcelo notare. Giurin giureta che quando arriva Morelli la prossima settimana o qualcuno dei pezzi grossi io lo faccio notare.
Sì, mamma mia, quanti saluti, quanti baci, grazie. Sono Mary, avrei bisogno di sapere la data del podcast di Giulio Cainarca con Ugo Volli, non riesco a trovarlo. Cioè, questa è una roba, potevi farmi la domanda di matematica su seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, sugli integrali, che io ho sempre pensato fossero delle cose che facevano dimagrire, però questa roba al momento non riesco a risponderti. Però se vai sul sito radiolibertà.net, scrivi podcast, se hai in mente qualcosa, Volli, scrivi Ugo Volli, ecco, ti viene fuori. Se hai una data, se scrivi Cainar, viene davvero fuori. Cioè, devi avere una chiave di ricerca, no? E ti vengono fuori le trasmissioni. Ho provato anch'io, ieri cercavo una trasmissione del 18 dicembre, ho scritto semplicemente 18 dicembre nel podcast e mi sono venute fuori tutte le trasmissioni del 18 dicembre. È possibile che per qualche motivo tecnico magari quel giorno non sia stato registrato il podcast, non ci va lo sfumino, ma molte altre cose non ci vanno. C'è un audio, fammi sentire l'audio sul cursore, cosa dice? Grazie signor Sammy, Quella, sempre. Radioascoltatori, buongiorno. buongiorno. E dedichiamo oggi a Brunella Cosa? la poesia Sant'Antonio Abate, senza moglie, come fate? Passo le notti e i giorni felici con le mogli dei miei amici. Din don dan, Matteo Onore, viva la Lega! Sempre, sempre per Dio cristiano. Sì, vabbè, non dare questi consigli, assolutamente no, però ieri ci sono stati tanti falò e chi si è incazzato perché hanno fatto casino fino a notte, vabbè, almeno Sant'Antonio del Pursele, dai, che cavolo. Oggi è morto il regista statunitense David Lynch, assolutamente sì, e ci è dispiaciuto moltissimo anche perché è morto per il fumo, perché fumava troppo e c'è Sala che dice hai visto, vai Sammy, fatti coraggio, ecco, meno male qualcuno che mi fa coraggio. Buongiorno, finché la magistratura difende sempre Caino non ne usciremo più, mi scrive Pasquale. Incazzato con Rete 4, anche i talk che parlano di rami troppo timidi sulle violenze dei sinistri contro polizia e auto private, degli immigrati, sulle assurdità di scioperi ogni venerdì, ci scrive Silvio. Eugenio da Varese, con quelle merde occorre il lanciafiamme. Ragazzi, ma neanche i centri sociali sono così cattivi. Buona giornata. Non so a chi si riferisse, chiaramente, quindi meglio così. Con le cazzate che ha fatto la Lega, andrà purtroppo al 2%. Tiè! Come Renzi, e saranno saranno lacrime di coccodrillo. Il problema, un nome, un cognome, è Matteo Salvini. Per te il problema è Matteo Salvini, quello che ci ha portato al 30%, direi che non è decisamente un problema. Il problema sono i quotidiani, i giornali che stanno sputtanando da anni, non tanto solo Matteo Salvini, che lui gliene frega tanto, ragazzi, va avanti a lavorare ugualmente e fa cose, Matteo fa cose, ma la Lega e tutti voi che avete votato un'idea della Lega. I giornali hanno sputtanato le vostre idee, ve ne siete resi conto? Poi chiaro, ci sono i saltimbanco che sono passati a Forza Italia, Fratelli d'Italia, e che sono autosputtanati, no? Però, chiaro, non parlano più di autonomia, non parlano più di territorio, vabbè, però dicono, così siamo importanti lo stesso, anche se non valete un fico secco per loro, ma vi hanno preso perché fate numero. Lascia sta. Ancora WhatsApp, sto leggendo i vostri WhatsApp perché questa è una rassegna che fate soprattutto voi, io non c'ho voglia di lavorare. 340 6709 659. Certo, se ci fosse uno sfumino potrei ogni tanto prendere fiato. Mi soffio anche il naso adesso. Buongiorno, parliamo di cose serie, meno male. L'ennesimo studio scientifico pubblicato su Nature certifica che MNRA, ecco, adesso mi bloccano di nuovo, mi hanno appena reintegrato su Facebook, su YouTube, danneggia il cuore. Ne so qualcosa e sono ancora in giro.
PS, conclusione. Lo Stato e la mafia, visto che non vuole difendere le forze dell'ordine con uno scudo come fanno già con i medici corrotti, questo è vero, neppure essere responsabili di crimini contro l'umanità gli fa dire mea culpa, ci scrive un incazzatissimo Marco. Io lavoro in Svizzera da quasi 20 anni, devo dire che quando entri ti sembra un altro mondo, è vero, immigrati li trovi solo a Chiasso, zona di confine con l'Italia, oltretutto pochissimi gli trovano lavoro, più all'interno proprio non ci sono e quei pochi stanno a cuccia perché lavorano tutti e non gli interessa fare casino, la polizia batte il territorio in modo costante e viene rispettata, altro mondo, ci scrive Dani. Emilio, l'immigrazione è il cancro per la società che la subisce. In Italia siamo alla metastasi. Ogni giorno mi scrive questa frase, ragazzi. Metterò lo sfumino anche per Emilio. Sono proprio animali in calore perenne. Ma di chi parla? Ah, dei gatti. Parla. I miei gatti veramente. Oh, c'ho fuori. E non lo so, si vede che oltre appunto la Tarush Gamea di questi immigrati, è il momento anche dell'amore. I gatti vanno tutti in amore. C'ho fuori casa la fila di maschietti che aspettano solo che escano le mie. Io ho cercato di spiegargli, guarda che sono tutte sterilizzate, van minga, niente, sono tutti miau, e li sentite alle 7:25 ogni mattina. Sono proprio animali in calore perenne, donne uscite armate, una forbicina, un maialino, un cane. Sono cattolica praticante, purtroppo Bergoglio ce la mette tutta solo a mettere in crisi la fede del cristiano cattolico. A volte sembra proprio assatanato. Per fortuna l'unico capo della Chiesa è Gesù Cristo, che non perdona i cattivi pastori del suo popolo, ma certo dovete pensare di andare in chiesa, di pregare Dio, di pregare Gesù, e chi fa da tramite non sempre sta simpatico, non sempre funziona bene come tramite, a volte parla altre lingue, a volte dice cose strane. Da donna sono incazzatissima e sempre con una forbicina a portata di mano. Non è mortale, ma lascia il segno ovunque arrivi a sorpresa. Fuori dal supermercato li spedisco a quel paese. No, gentilezza comunque, perché c'è sempre qualcuno che ha bisogno, assolutamente sì. Però. Il Sala coi calzini gay dice tutto sul sindaco Meneghino, peggio dell'invasione austriaca. Oh, io lo difendo Sala perché è d'accordo sul terzo mandato, è bravo Sala. Ieri ho seguito la commissione Covid, fortissimo Borghi, ricordate ogni martedì arriva alle 9:45. Forza Italia di Tajani del Berlusca usa abusivamente il nome del fondatore perché rinnega quotidianamente il suo patto con l'Italia, e questo voto lo dedichiamo a Berlusconi. Sto con Zaia, non ai tempi del Covid, fatto sul sito con la carta un piumino da 20. Mi alzo in piedi, grazie a chi ha fatto... Applauso. Devo comprare lo sfumino. Grazie che è andato sul sito e ha donato 20 euro a Radio Libertà, ok? Potete anche scriverlo, è per lo sfumino, ok? Uno può pensare male, magari lui è un accentratore, questo vuole fare tutto per Sammy Varin perché l'ha detto Sammy Varin. No, per acquistare lo sfumino nuovo. Grazie a chi va sul sito, clicca sostienici, poi abbonati, radiolibertà.net, e ci fa una donazione di 5 euro. Questa ce n'ha fatti 20, ragazzi, 4 di voi ha impersonato, che roba bella. Chiaro che tutti voi, sto guardando, mi sta scrivendo mio padre incazzato che non faccio la rassegna stampa oggi, tutti voi che andate in posta, ricordate che se prendete quel modulo bianco, ci scrivete conto corrente postale 37671294, 37671294, potete tranquillamente farci un complimento dicendo tieni 5 euro per comprare lo sfumino semplicemente per il Sammy Varino, perché la mattina ci strappa un sorrisino con la sua rassegna stampa. Adesso però mi rituffo nella rassegna stampa, eccola qua, vi mancava il quotidiano Il Giornale, che apre con
L'allarme sul risparmio italiano, faro del governo. Oltre 650 miliardi gestiti dalla compagnia rischiano di finire sotto il controllo francese. Generali e la francese Natixis sono a un passo dal chiudere un accordo che prevede lo spostamento in una nuova entità estera di 650 miliardi di risparmi degli italiani, oggi gestiti dalla compagnia triestina Generali, appunto. Una parte dei soci è contraria, si profila lo stop del Golden Power. Il giornale mette anche in retroscena: ora la mina del Veneto spaventa anche Roma. A proposito di Zaia, terzo mandato e gnigniro gnignè, separazione delle carriere, primo sì sulla giustizia, il sogno di Berlusconi. La Camera approva ora altre 3 votazioni. Salvini nel mirino, attacco su treni, ponte e NCC. È chiaro che oggi poi è venerdì 17 e vuoi che non si fermi, non facciano fermare un altro treno? Mi sembrerebbe strano. All'interno l'Occidente, sinistra ipocrita sull'allarme tecnodestra, e si parla di Trump, Casa Bianca, eccetera. L'editoriale del direttore Alessandro Sallusti spiega un po' che cosa succede su questo primo sia la separazione delle carriere, perché ragazzi, per capire cosa succede non te lo spiegano, non te lo spiegano i giornali. Bene, ha vinto la magistratura, scrive oggi sul giornale Alessandro Sallusti. La Camera ha approvato ieri in prima lettura la riforma della giustizia che prevede tra l'altro la separazione delle carriere, un nuovo CSM, l'organo di autogoverno dei magistrati, i cui membri saranno sorteggiati tra una rosa di aventi diritto e un nuovo consiglio di disciplina. Essendo una riforma costituzionale, cioè che si cambia la nostra bellissima, carinissima Costituzione, perché diventi legge il provvedimento dovrà superare altre 3 votazioni, Senato, Camera, Senato di nuovo, e nel caso probabile che nelle ultime 2 non si raggiunga la famosa maggioranza qualificata, ci dovrà essere anche un referendum votato certamente da tutti voi italiani. Basta andarci, è confermativo, quindi sì, no, chi vince, vince. È presto quindi per festeggiare, ma è giusto celebrare una tappa storica nell'ormai trentennale battaglia per riportare la giustizia dentro parametri di efficienza e trasparenza. Non a caso il ministro Nordio ha commentato che si sta realizzando il sogno di Berlusconi, oltre che il mio, che per tutta la sua vita politica ha cercato senza riuscirci di arrivare a questo giorno. In realtà è un bel giorno per tutti. Stanti le forze in campo, è difficile pensare che il testo approvato ieri non superi con percorso netto anche le 3 prossime votazioni, e quindi è un bel giorno anche per il governo, che ha resistito all'assalto di chi sperava di prolungare all'infinito il sistema Palamara, cioè una gestione della giustizia in mano alle correnti politiche della magistratura, a intrighi di palazzo, a giochi di sponda con i partiti della sinistra. Sono senza entrare in complicati tecnicismi, Nordio ha innanzitutto liberato la magistratura italiana dal giogo dei suoi pochi oligarchi che la tenevano in pugno. Non è vero che oggi ha vinto la politica, oggi hanno vinto la stragrande maggioranza dei magistrati che chiedevano solo di poter fare il loro mestiere in santa pace, senza vincoli di corrente che ricordano un po' i vincoli di mafia e anche un po', aggiungo io, quelli dei cacicchi, o paura di ritorsioni sulla carriera. Libera magistratura in libera politica, in libero Stato è l'obiettivo che questo governo si era dato. Un buon e onesto veneto magistrato in pensione, Carlo Nordio, l'ha portato a casa nonostante pressioni, ricatti e pure qualche minaccia. Gliene diranno di tutti i colori, non credo si scomporrà. Al massimo butterà lì una delle sue celebri battute tipo «Va ben, ma prima di parlar tasi, magna e tasi», diceva qualcun altro. Siamo sul quotidiano Il Giornale, che lasciamo per par condicio chiaramente. Dove ti porto adesso? Dove ti porto? Lo vedi dove ti porto? No, Repubblica siamo già andati. Sulla Stampa, bombe sulla tregua a Gaza, raid sulla striscia, oltre 80 morti, Crosetto e Starmer a Kiev sotto attacco dei russi, aiuti incondizionati, l'accordo
che divide Israele, slitta il gabinetto di sicurezza, Ben Gvir è pronto a lasciare, l'ira di Biden, ricordiamolo, perché appunto se l'accordo slitta, ma non è slittato però, ma è slitta, alla fine lunedì arriva Trump e dice merito mio e Biden si incacchia. La giustizia sulla stampa, carriere separate, via libera alla riforma, la lezione di Falcone che spacca la politica. Giovanni Falcone era a favore della separazione delle carriere. Ho la faticosa consapevolezza che la regolamentazione della carriera dei pubblici ministeri non possa più essere identica a quella dei magistrati giudicanti, scrive oggi Marcello Sorgi sulla stampa. Ancora sul cambiamento che ci sarà prossimamente alle elementari, ma soprattutto alle medie, ma latino e Bibbia servono alla scuola? Il dibattito su una nuova scuola di Valditara. Oggi sulla stampa intervengono Viola Ardone e Paola Mastrocola. Per Ardone dobbiamo abbandonare le nostalgie del passato. Come diceva Gramsci, il latino non serve a parlare latino, serve a imparare a studiare, scrive invece Mastrocola. Orco, mi dicono dalla regia che oggi c'è Valditara a Liberamente, parlando liberamente. Ragazzi, allora ragazzi, restate sintonizzati, grazie Simone per il meme, e alle 9:30 l'editoriale del nostro direttore Sallusti, alle 9:40 la consueta intervista del venerdì e oggi proprio il ministro Valditara. Sempre a parlare sul quotidiano La Stampa, il terzo mandato, la Lega blinda Zaia, tensioni nel governo. Scrive Capurso e Moscatelli, c'è una premessa da fare. Ieri durante l'Assemblea federale della Lega a Roma, negli uffici del gruppo parlamentare a Montecitorio, nessuno ha parlato di voler spaccare la coalizione per difendere il Veneto e Luca Zaia. Con gli alleati di Fratelli d'Italia e di Forza Italia che avanzano mire sulla regione si troverà una quadra, scommette Matteo Salvini. La pistola però è sul tavolo. Eccola lì la pistola, io c'ho un pistolone proprio pronto a sparare, perché come dice alla stampa il viceministro dei trasporti Edoardo Rixi, noi siamo autonomisti e non sarà quindi il partito da Roma, ma la Liga Veneta a decidere se correre da sola contro un candidato di Giorgia Meloni e Antonio Tajani. E non dimentichiamo sta cosa, signori, il referendum per l'autonomia l'ha fatta la Lombardia, l'ha fatto soprattutto il Veneto, l'ha votato a go-go. Siamo qui ad aspettare l'autonomia, lunedì sapremo se c'è da fare o no sto referendum, e cioè che ci mettiamo uno che l'autonomia non la vuole a governare il Veneto non è credibile, cioè ci sputtana completamente la nostra idea, la vostra idea di autonomia, non solo in Veneto e in Lombardia, ma in tutta Italia, signori. L'Italia è spaccata su questo fronte, vuol dire far vincere quelli che l'autonomia non la vogliono, dicono perché tutta questa fretta? È da 20 anni che ne parliamo. Se questo scenario si dovesse concretizzare, la Lega credo proprio che resterà al fianco di Zaia. È una linea dura intorno alla quale il partito si è mostrato compatto come non era da tempo. Tutti al fianco di Zaia, ha rimarcato anche il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Capite insomma che qualcosa deve accadere e certamente accadrà nelle prossime ore. Non c'è fretta, però adesso qualcuno deve parlare e la palla passa alla Meloni. Libero e la sinistra li coccola, professione sfascisti. Cortei spontanei per Rami, e attenzione che oggi è venerdì, è il giorno dei cortei, delle manifestazioni, degli scioperi. C'è neanche uno sciopero oggi, non ci credo. Almeno 37 denunciati, hanno precedenti. Il sindaco Sala continua a dire i carabinieri hanno sbagliato, gli immigrati servono. Sì, ha detto pure che fanno una certa fatica molti a integrarsi, diciamo che sono come certi magistrati, mi viene in mente uno ma non lo nome, che devo fare? Sembrava ci avesse proprio una voglia di lavorare. Mica tutti, ce ne sono alcuni e li intervistiamo, li intervista anche Matteo Salvini sui suoi social che dicono siamo qua
dobbiamo rispettare le leggi italiane. Io lavoro dalla mattina alla sera, studio l'italiano e questa è la cosa più bella, quando poi iniziano a parlare anche un po' di dialetto. Oggi giornata dei dialetti, comprate Topolino, per la prima volta una storia in lingua, in dialetto. Sono sempre sul quotidiano Libero, tra poco mi addentro anche all'interno, oggi abbiamo tergiversato. No, non ci sono. Beh, sì, c'è certamente questo qua di Daniele Capezzone, il suo editoriale rispecchia una grande verità, una galassia fuori controllo. Nelle piazze il risultato della rivolta sociale. E io dico non solo nelle piazze, ma anche fuori dalle discoteche, anche a Capodanno. Questi sono tutti i segnali che hanno lanciato i nostri politici o i sindacati. E la rivolta sociale sta arrivando davvero, anche perché i figli del barcone, avete visto, si stanno coalizzando con gli amici dei centri sociali e questo è veramente un qualcosa che ci fa paura ed è un pericolo sociale. Mi fermo, certo che mi fermo, d'accordo, c'è la pausa delle 8:30 e quindi il nostro sponsor Acerbis, il meteo e tra pochissimo anche la nuova canzone di Iside intitolata Vedo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Ciclone sulle nostre regioni meridionali e in Sardegna con maltempo estremo. In mattinata nubi fragi sulle isole maggiori e in Calabria con venti di burrasca da est. Cieli molto nuvolosi sul resto del sud e sul medio versante adriatico, sole prevalente al nord. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, ancora maltempo estremo su isole maggiori e sud. Prudenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti. Ricordo, è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao a tutti, sono Iside Bombaci, in arte Iside.
Volevo salutare tutti gli amici di Radio Libertà ed invitarvi ad ascoltare la mia intervista che si terrà ai microfoni dei Semmi il 24 gennaio alle 12. Non vedo l'ora di parlarvi del mio ultimo singolo Vedo, che tra l'altro è un inno impegnato anche nel sociale. Mi raccomando, non mancate. Fa parte di una campagna contro la violenza di genere, questa canzone di Easy Day. Vedo, la trovate su tutti gli store digitali e anche su YouTube, e venerdì prossimo Easy Day ci viene a trovare in studio. Il buongiorno rinnovato da Sammy Varin, 8.35, rassegna stampa, la trasmissione più seguita e osannata su Radio Libertà. Va, come se la tira. Non è vero, non è vero. Chiaro che tra poco leggerò i vostri messaggi a commento delle notizie del giorno, messaggi che stanno arrivando al 340 6709 659, ma prima ci rituffiamo sui quotidiani e sul Corriere e si cerca di spiegare questa riforma della giustizia. A pagina 10, carriere separate, il sì e lo scontro, Forza Italia, il sogno di Berlusconi, primo ok, favorevoli anche Azione più Europa, sulle barricate PD e 5 Stelle, tensione con l'ANM, le posizioni. Il primo via libera ai sostenitori, c'è stato il primo via libera alla riforma costituzionale, si cambia quindi la Costituzione, quindi ci vorranno tutti questi passaggi, non sarà una cosa veloce e se non c'è la maggioranza bisogna anche andare a confermare con un voto, cari italiani, la riforma per la separazione delle
delle carriere dei magistrati. Il testo divide i partiti, la maggioranza esulta, Forza Italia parla di grande risultato, Fratelli d'Italia di passaggio storico, anche fuori dalla maggioranza c'è chi applaude. Azione ha votato sì perché da sempre favorevole, l'opposizione divisa, oltre ad Azione anche Europa, più Europa è favorevole alla norma, contrari PD, 5 Stelle e AVS, si astene IV, i Dem parlano di intento ideologico, AVS sostiene che abbassa il livello di tutela dei cittadini, anche la NM è contraria, per i giudici mette a rischio l'autonomia della magistratura. Sul Corriere a pagina 10 le domande e le risposte, in che modo agiranno i due CSM gemelli, e potete tranquillamente scoprire qualche cosa di più, ma qualcosa di più lo scoprite se girate nella pagina successiva, perché a pagina 11, un po' più avanti, c'è l'intervista di Virginia Piccolillo proprio con il fautore di questa novità. Nordio, così cittadini più garantiti, non è una rivalsa ma riequilibrio dei poteri. È materia delicata, giusto sottoporla a referendum. Ho sempre voluto questa riforma ben prima di Silvio Berlusconi, a parte Falcone e Vassalli non lo diceva nessuno. Oggi lo fa notare anche la stampa, che era un qualcosa di cui parlava anche Falcone. La separazione delle carriere era anche nel piano di Gelli. Anche lui può essere inciampato una volta nella verità, scrive quest'oggi Nordio. Subito sotto c'è però Patarnello che dice: si rischia un PM piegato ai politici, il sostituto procuratore della Cassazione, si vogliono dare più garanzie, non è la strada giusta. E naturalmente quindi si va, come di consueto, a ognuno dice la sua. A pagina 12 del Corriere, Veneto, Salvini con Zaia, non si mini il governo per qualche bandierina. La Lega al terzo mandato, la squadra che vince non si cambia. Il sindaco Sala, ha ragione il governatore. Io ricandidato? Mai dire mai. Ed eccoli qua i fautori della giornata di ieri. Matteo Salvini che ha detto: sono sicuro che non si metterà in discussione uno dei governi più virtuosi d'Europa. Tajani che dice: 2 mandati mi sembrano sufficienti, ne fa 2 anche il presidente degli USA. Luca Zaia: se prima vengono i veneti, soluzioni calate dall'alto di certo non saranno accettate. E infine Beppe Sala, AUG, ieri ha parlato, d'accordo con Zaia e De Luca, questo limite non dovrebbe esserci per i sindaci. Il terzo stato degli amministratori alla battaglia contro i parlamentari. Nuovo fronte che abbatte la distinzione destra-sinistra, noi eletti dal popolo. Tutto da leggere l'articolone che compare quest'oggi sul quotidiano Il Corriere e lo scenario di Roberto Gressi. Ma il Corriere è uno dei tanti giornali che oggi parla di questa cosa, ormai se ne parla da giorni. Anche un altro retroscena con Marco Cremonesi appare sul Corriere a pagina 13, parlando di Salvini e del Consiglio federale che c'è stato ieri. Il leader ricompatta il partito, che è sempre stato compatto, ora dovrà convincere Meloni. Zaia, è la fine se rinunciamo. Calderoli, il Veneto, la nostra fiamma. Un bel compleanno per la Liga Veneta, direi che lo abbiamo festeggiato a dovere. Alberto Stefani esce raggiante dal Consiglio federale leghista di ieri, che giusto 45 anni dopo la fondazione della Liga a Padova ha ribadito la volontà di mantenere al partito la guida della regione. Siamo sempre qua sul quotidiano Il Corriere, perché un po' più in basso con Fabrizio Roncone il suo racconto: apparecchia e sparecchia, inciucia, litiga e perdona. Renzi, il martellatore, tra parentesi, nonostante il 2%. Adesso nel mirino dell'ex premier sono Giorgia e Arianna. Non lo leggiamo neanche, perché oggi è venerdì 17, con tutte le sfighe che portano alcuni nostri ascoltatori, ci andiamo davvero al 2%. Non lo leggiamo, non ci curiamo, andiamo piuttosto sul giornale, perché il giornale di quest'oggi, che ore sono? Sono 9:41, abbiamo ancora una manciata di minuti, poi arriva il cui Parlamento. Sul giornale di quest'oggi, unico quotidiano, si parla a pagina 2 di nucleare. Entro il mese la legge
quadro. Ultimi ritocchi al provvedimento, spunta un'agenzia per controllare gli impianti. Sul tavolo incentivi per ricerca e formazione, prevista anche una campagna di informazione, Pichetto in gioco la sicurezza energetica. L'Italia si prepara a compiere un passo significativo verso il rilancio del nucleare, scrive oggi Gianmaria De Francesco sul quotidiano Il Giornale. Il governo Meloni, sotto la diretta responsabilità del ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, intende varare entro gennaio il disegno di legge quadro per l'energia nucleare. Secondo fonti governative, il provvedimento, preparato da una commissione presieduta dal giurista Giovanni Guzzetta, che si ispira a Best Practice Europea, è in fase di verifica e tra le novità principali è prevista la creazione di un'agenzia di controllo sul nucleare incaricata di monitorare la gestione degli impianti e lo smaltimento delle scorie. Inoltre saranno previsti per la ricerca e la formazione, accompagnati da una campagna informativa per sensibilizzare la popolazione. Per completare il quadro normativo, tuttavia, saranno necessari circa 2 anni. I primi reattori potrebbero pertanto entrare in funzione all'inizio degli anni 30. Torniamo indietro nel tempo, 2030. Secondo il ministro Pichetto, senza l'atomo non è possibile decarbonizzare la produzione elettrica e garantire la sicurezza energetica al paese. Quotidiano Il Giornale, articolone oggi, unico che parla di questo argomento. Sì, ho ancora qualche istante, è arrivato il qui Parlamento, l'audizione sul Covid, ne parlano un po' tutti i giornali quest'oggi, dopo che da anni la Verità sempre in prima pagina ne parlava. Audizione sul Covid a pagina 6 del Giornale, è Mascheropoli. Arcuri sotto accusa per i dispositivi falsi, taroccati, sdoganati. E lui si difende, illazioni da spy story. Domenico Arcuri, lo ricordiamo tutti, già commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contenimento Covid-19, è stato in audizione davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Marco Lisei di Fratelli d'Italia. La testimonianza sulle protezioni mai vendute, sapeva che quelle cinesi erano farlocche. Fratelli d'Italia chiarisca, PD e 5 Stelle dicono circo complottista. E ribadisco e discoriba non solo sul quotidiano Il Giornale, ma un po' su tutti i quotidiani. Ancora sul Giornale si riprende la via stretta di Salvini, gli scenari politici sul terzo mandato, la Lega blinda Zaia, ma Fratelli d'Italia vuole il Veneto. E che è chiaro, uno dice, ma scusa, ma gli dai Fratelli d'Italia, gli diamo il Veneto a Fratelli d'Italia, che è un partito centralista? Siamo riusciti in qualche modo a fargli digerire l'autonomia, ma non è proprio lo sponsor migliore, I veneti ci tengono a queste cose. Il Consiglio federale fa quadrato, l'ipotesi della corsa in solitaria ai sondaggi, i meloniani abbassano i toni. Augusto Minzolini firma il retroscena sul quotidiano Il Giornale, il governatore Mina spaventa Palazzo Chigi, si rischia di cadere su una buccia di banana. Fedriga, se non passa la deroga andiamo da soli. Insomma, una preoccupazione che si avverte ormai anche a Palazzo Chigi, anche in quelle stanze nessuno si nasconde che il caso Veneto, o meglio il caso Zaia, può innescare un processo di deterioramento, addirittura di esplosione degli equilibri di governo nel prossimo autunno o peggio nella primavera 2026, a un anno dalle elezioni politiche. Agli strateghi della Meloni sono arrivati diversi inviti alla prudenza dai leghisti più attenti alla sopravvivenza del governo. L'ultimo ieri mattina: rischiate, è stato il messaggio di un esponente storico della Lega, di scivolare sulla classica buccia di banana, una buccia che potrebbe rivelarsi fatale per l'esecutivo. Sentite a me, i veneti sono personaggi ingestibili, la Liga non la tieni. E chiaramente poi non si parla solo Veneto, appunto, ma si parla anche di Friuli Venezia Giulia con Fedriga, e poi più avanti la Lombardia, e poi c'è anche le Marche che vanno. Insomma, che facciamo? Ci dividiamo l'Italia? Sicuramente è anche giusto, però il Veneto non si tocca. Ultima segnalazione, e
sempre dal giornale, è forse la più bella di quest'oggi. Oggi è venerdì 17, va bene, d'accordo, non si è fermato neanche un treno finora, o meglio, nessuno l'ha ancora fatto fermare. Venerdì 17, ma soprattutto giornata del dialetto. A pagina 19 del quotidiano Il Giornale, il dialetto fa bene, scrive Antonio Ruzzo. Oggi si celebra la giornata nazionale del vernacolo, lo studio sulla popolazione di 5 regioni. Parlarlo aiuta il bilinguismo e anche a contrastare l'Alzheimer. C'è chi dice che il dialetto sia una lingua che non ha fatto carriera, e forse è proprio così, però per secoli gli italiani hanno parlato dialetto nei loro borghi, nei paesini, nei contadi, nelle città. Con l'unificazione nazionale si è poi cominciato a parlare italiano, sì, non tutti, ispirandosi al fiorentino per permettere a quasi tutti di comunicare e comprendere il territorio intero. Fatta l'Italia, bisognava fare gli italiani e una lingua serviva con buona pace dei dialetti che però hanno continuato a vivere. E per fortuna, viene da dire, oggi si celebra la giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, con una serie di iniziative in tutta Italia attraverso la rete della Proloco, con una serie di eventi, con un convegno ufficiale nell'aula dei gruppi consigliari della Camera, con incontri e approfondimenti. Anche Topolino, lo storico giornale a fumetti, darà il suo contributo per ricordare la ricchezza linguistica del nostro paese con un numero speciale che andrà nelle edicole, e già nelle edicole, di Sicilia, Toscana, Lombardia e Campania, con la storia di Zio Paperone scritta da Niccolò Testi per i disegni di Alessandro Perina, tradotta rispettivamente in catanese, fiorentino, milanese e napoletano. Ma quest'oggi sul quotidiano Il Giornale un paginone, e meno male che il giornale c'è, tutto riservato alla giornata nazionale dei dialetti. Ci fermiamo, c'è qui Parlamento per 10 minuti, ragazzi, ma restate lì all'ascolto perché alle 9 torniamo ancora con qualche bella segnalazione dai quotidiani, ma poi arrivano i vostri messaggi scritti a commento delle notizie di oggi e le vostre telefonate in diretta. Qui Parlamento. Non è il fine della riforma della giustizia che stiamo cercando di realizzare, ma un mezzo, uno dei più efficaci, uno dei più potenti. L'imparzialità del giudice, la sua terzietà, non è una frase fatta, ma un principio costituzionale e, a nostro giudizio, mai realizzato fino in fondo. Questo perché? Perché la crisi del diritto affligge il mondo occidentale, affligge le democrazie, ma in Italia, noi siamo sempre assolutamente originali e lo siamo anche in questo, assume caratteristiche proprie. In quest'aula io ho tanto sentito parlare di cultura della giurisdizione che sarebbe potentemente attaccata da questo testo. Si tratta però, a nostro giudizio, di un equivoco che io definirei perversione solo italiana, e cioè che i magistrati abbiano come compito quello della lotta alla criminalità e non quello della corretta applicazione del diritto. La figura del magistrato che lotta, che diventa un giustiziere, è già in sé uno stravolgimento dell'ordine democratico. Ma tutto ciò viene da lontano, viene dal crollo della Prima Repubblica, viene dagli anni di Tangentopoli, da una storia della Repubblica scritta da inchieste e da regolamenti di conti, anche tra i partiti, saldati attraverso i processi. L'abbiamo detto tante volte, il vuoto lasciato libero dalla politica è stato occupato dai magistrati. In questi anni i giudici, proprio perché privi di terzietà, hanno governato la politica, hanno occupato spazi non loro, hanno dichiarato guerra a leggi non gradite con proclami, appelli, minacce di sciopero. Negli altri paesi questo potrebbe essere un problema politico, un problema solo ideologico. Nel nostro diventa addirittura un vulnus costituzionale, perché tutto ciò attenta al principio della separazione dei poteri, quello legislativo che noi in quest'Aula rappresentiamo, quello esecutivo che lei, Ministro Nordio, rappresenta, quello giudiziario che deve essere indipendente dagli altri due. A questo sovvertimento va posto un argine, che non è una punizione
repressione nei confronti dell'ordine giudiziario, ma un delineare confini netti. Delinearli tra i poteri è il nostro compito, ed il confine lo si delinea con giudici che siano obbligati a rispettare la cultura del limite, la cultura della separazione dei poteri, quella che pomposamente l'opposizione chiama cultura della giurisdizione, che viceversa è costantemente attentata dalla confusione e dalla sovrapposizione che regna sovrana. Il PM è colui che promuove l'azione penale, ma il controllore del suo operato è il giudice, che deve appartenere ad un ordine diverso, perché controllore e controllato devono essere distanti, devono essere distinti. Il problema, l'ho già detto, non sono i tu e i caffè che spudoratamente si prendono insieme, io personalmente ho sempre cercato di evitarli, ma la evidente e strutturale contiguità tra persone che appartengono allo stesso ordine. È il sentirsi entrambi impegnati nella lotta alla criminalità, che con buona pace di alcuni che forse dovrebbero fare un ripasso di quello che hanno studiato all'università, io dico in maniera più elegante ciò che in maniera brutale è stata detta ieri, non è compito né dei pubblici ministeri né dei giudici, il compito è l'applicazione della legge. Ricordo ancora una volta ai detrattori di questa legge che le funzioni di accusa e difesa non distintamente separate sono proprio dei regimi autoritari, in alcuni casi delle tirannie. Il giudice nella nostra democrazia è terzo, è soggetto soltanto alla legge ed è il portatore del principio di legalità. Il PM è il titolare dell'azione penale, che pur nella sua doverosità ha elementi di discrezionalità. In quest'Aula ho sentito aleggiare questo fantasma, quello della discrezionalità. La discrezionalità è in realtà nei fatti, perché l'obbligatorietà dell'azione penale è minata dalla oggettiva difficoltà di smaltire una mole immensa di lavoro. Le stesse corsie preferenziali, persino il codice rosso, sono che cosa? Se non la scelta di privilegiare alcuni processi rispetto ad altri. Sono un esercizio di discrezionalità. Il CSM assolve disciplinarmente coloro che hanno preferito una strada rispetto ad un'altra, celebrando alcuni processi, proprio perché la discrezionalità purtroppo è nei fatti. Ma tranquilli, lo voglio dire all'opposizione, l'articolo che sottopone il pubblico ministero all'esecutivo in queste norme non c'è. Lo potete cercare ma non lo troverete. Non è sotteso, non è sottinteso, perché semplicemente questa maggioranza, una maggioranza che è stata eletta anche con questo specifico mandato, e cioè quello di realizzare la separazione delle carriere, non lo vuole. Ma ripeto, noi non vogliamo porre la magistratura inquirente sotto il potere esecutivo, ma solo assicurare piena autonomia a quella giudicante, con una distinta collocazione ordinamentale. Allora, lei ministro è campione di citazioni, ne faccio una pure io, non alle sue altezze. Perché tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Lo dice Tancredi nel Gattopardo di Tommasi di Lampedusa. È una frase che intriga, spesso assolutamente veritiera. Questa volta no. Bisogna che tutto cambi perché nulla rimanga com'è. Io non voglio citare un libro famoso, l'ha fatto lei ieri, che va ripetuto, lo dico all'opposizione, non ha avuto né smentite né denunce. Ora io provo un grande senso di straniamento quando sento alti lamenti, grida strazianti, perché il testo attenterebbe alla sacralità del CSM, attenterebbe un organo costituzionalmente previsto. E poi confronto questa sacralità dichiarata con toni vibranti, con la brutalità di ciò che accade realmente. La logica che per esempio ha governato per decenni il conferimento degli incarichi direttivi e non, una logica dove il merito non c'è, una logica spartitoria, una logica da manuale Cencelli, tot a me, tot a te. Una logica nella quale l'impegno e l'abnegazione della stragrande maggioranza di tanti magistrati nulla conta di fronte al potere delle correnti. Se hai fatto vita di corrente hai delle chance, altrimenti no. Di qui il terrore che tutto cambi e la speranza gattopardesca che tutto resti com'è.
L'assetto penale dei costituenti era quello del modello inquisitorio. Noi siamo passati a quello accusatorio, ma è stata una riforma imperfetta perché manca questo tassello fondamentale. Il PM ed il giudice sono due soggetti diversi e non possono stare nella stessa organizzazione ordinamentale. Germania, Francia, Svizzera, Austria, Portogallo ed Olanda hanno questa distinzione. C'è però un grande assente in questo dibattito, che se fosse un giudizio civile sarebbe un litis consorte necessario, la classe forense. Dai banchi dell'opposizione non li ho mai sentiti citare gli avvocati, eppure i processi si fanno con loro e senza di loro non si possono celebrare. Poiché nulla accade per caso, trattasi non di una dimenticanza, ma di un atto deliberato, un atto voluto. Chiediamoci invece perché questa riforma gli avvocati la vogliono, perché l'altra faccia del pianeta giustizia la vuole e dice andate avanti senza tentennamenti, perché il Consiglio Nazionale Forense, lo cito testualmente, la separazione delle carriere è indispensabile per riequilibrare il sistema del processo penale. Oggi non esiste parità tra accusa e difesa, l'accusa gode di un vantaggio sproporzionato. Il principio del giusto processo sancito dalla nostra Costituzione non potrà essere realizzato appieno finché persisterà questo squilibrio. Questo lo dice un rappresentante del Consiglio Nazionale Forense e lo trovate sul loro sito. Ora, il PM nell'assetto attuale purtroppo è selezionato con lo stesso concorso, sostiene le stesse prove, gli stessi studi, riceve una formazione uguale a quella del giudice, solo col tirocinio mirato si riceve una formazione diversa, poiché peraltro se eletto nel CSM ha gli stessi interessi, fa parte della stessa componente associativa. La giurisdizione libera dagli orpelli correntizi sarà finalmente svincolata da interessi di posizionamento di vertice e riacquisterà autorevolezza ora incredibilmente minata da lotte di potere. Ora io mi devo avviare alla conclusione. Sì, per favore. Non posso però esimermi dal non citare, io sono stata, come dire, fregata addirittura d'arrivo dal collega Calderone che ha citato il grande professor Giuliano Vassalli, di cui mi onoro essere stata la più stretta collaboratrice negli anni in cui era ministro, ma voglio citare letteralmente ciò che il professore disse. L'Italia è un paese a sovranità limitata dalla magistratura sulle questioni di giustizia e questa è l'amara conclusione di un'intervista che egli rilasciò al Financial Times nel 1987. E vorrei chiudere con l'intervento di Giovanni Falcone, l'intervista che Giovanni Falcone rilasciò a Mario Pirani e che sono stati capaci anche di delegittimare dicendo che era una fake news. Concludo con le parole di Giovanni. Un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungere nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa e nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere, come invece è, un paragiudice. Il giudice in questo quadro si staglia come figura neutrale al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che avendo formazioni e carriere unificate, sempre Giovanni Falcone, giudice e PM siano in realtà indistinguibili gli uni dagli altri. Chi come me richiede che siano due figure differenziate nelle competenze e nella carriera viene bollato come nemico dell'indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell'azione penale, desideroso di porre il PM sotto il controllo dell'esecutivo. Per queste ragioni e nella speranza di un vero cambio di passo della giustizia italiana e del nostro paese, dichiaro il voto favorevole della Lega Salvini. Grazie. Qui Parlamento. Ciao, sono Petrescu, mando un saluto e un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e oggi parlerò del mio brano, la nostra opera d'arte, uscito il 3 dicembre su tutte le piattaforme digitali ed è un brano che ho presentato ad Ere Seremo e è arrivato tra i 24 finalisti inaspettatamente.
La nostra opera d'arte parla di voglia di rivivere, di rialzarsi, è dedicata a tutte quelle persone che hanno momenti bui ed è un brano che ho ricevuto perché non l'ho scritto io e l'ho ricevuto in un momento giusto della mia vita, quindi l'ho colto e l'ho preso perché avevo voglia di liberarmi da tutto, quindi è proprio un inno di libertà. La luce in fondo al tunnel c'è sempre, basta avere la voglia e la forza di cercarla. E io l'ho fatto e spero che questo brano vi dia una mano per trovarlo anche voi, perché so che all'inferno ci sarà luce e ci sarà amore è la frase che c'è all'interno dell'ultimo ritornello del brano ed è la frase che rappresenta per me quello che io ho voluto, proprio cercare la luce, e l'ho trovata. Buon ascolto e spero che vi piaccia il mio brano. Un saluto a tutti, grazie. Bella, bella la canzone di Petrescu con la K da Viareggio, è un finalista nell'area Sanremo, ascoltato da Carlo Conti, complimenti, su 356 partecipanti, solo 24 sono passati. Buongiorno da Sammy Varin, abbiamo sentito la nostra opera d'arte, un altro pezzo indipendente, e tra poco ascolteremo le vostre opere d'arte con i WhatsApp che stanno arrivando al 340 67 09 659 per commentare le notizie del giorno.
buongiorno. Prima però un'occhiata alle agenzie. Oggi è venerdì 17 e volete che non succedesse niente. Treni, guasto sulla Roma-Napoli, ritardi sull'alta velocità. Chissà chi è stato stavolta. Viene il dubbiettino, viene, però oggi è venerdì 17, deve succedere anche qualcosa di più grave. No, niente di che, fate tranquilli, state molto tranquilli. SpaceX, il 7° volo di Starship di Musk, è un mezzo fallimento. La navicella esplode, ma non succede niente, cosa vuoi che sia, si scherza, però Piddini oggi felicità, è vero, si scherza, serviamo anche per questo, per cercare di sdrammatizzare i drammi. Chiaro che prima o poi andremo anche noi su un razzo di Musk, ma non c'è fretta. Torniamo sui quotidiani. Prima di aprire le linee faccio un giro sul quotidiano Il Tempo, perché oggi titola, sempre in maniera molto sapiente, toghe rotte. Primo sì alla Camera la separazione delle carriere, ma i magistrati rossi non ci stanno e preparano la rivolta. Nordio, spezzeremo il legale patologico delle correnti. Toghe rotte, ok? Ci spostiamo naturalmente all'interno, anche all'interno chiaramente paginoni sulle toghe rotte, per pensare ai grandi cambiamenti che stanno per arrivare. Ma pagina 4 del Tempo: Milano come Gotham, Branco violenta 19enne e torna il rito islamico. Lega e Fratelli d'Italia insorgono sulle molestie dei nordafricani, ma il sindaco Sala minimizza. Il ministro Piantedosi sul caso Rami, preoccupato per l'aggressività dei manifestanti. Oggi il quotidiano Il Tempo intervista Suad Sbai. Nei loro paesi rischiano 6 anni, abusi da condannare severamente. La responsabile del Dipartimento Integrazione per la Lega, la fermezza del governo utile ad evitare estremismo radicale. Quindi da una parte l'estremismo radicale, dall'altra parte il Tarus Gamea, che non è scritto nel Corano o da altre parti, ma che hanno pian piano portato avanti nei decenni. È diventata una cosa tradizionale in certi paesi, la violenza di gruppo. Sempre a pagina 4 e 5 del quotidiano Il Tempo, il caso, la polemica del deputato Sasso della Lega sul progetto targato Gualtieri. Siamo a Roma. Portano l'ideologia in classe mentre gli istituti cadono a pezzi. Il Comune di Roma ha lanciato un bando da 420.000 euro per l'educazione affettiva e le relazioni nelle scuole. Un progetto che finanzierà 15 iniziative, una per ogni municipio, con 28.000 euro ciascuno. Per l'assessore capitolino alla scuola Pratelli, la conta micidiale dei femminicidi, della discriminazione di genere, dell'orientamento sessuale ci restituisce una responsabilità importante. Abbiamo pensato che la questione fosse da affrontare con l'educazione. La replica arriva dal deputato della Lega Rossano Sasso. A Roma ci sono scuole che cadono a pezzi senza che Gualtieri intervenga. Eppure la sua amministrazione intende spendere 420.000 euro per portare l'ideologia gender nelle scuole attraverso associazione LGBT. Ancora una volta la sinistra utilizza il cavallo di Troia della lotta alle discriminazioni per insinuare la propria ideologia tra bambini e ragazzi. Ne parla soltanto il quotidiano Il Tempo, che intervista Simona Baldassarre, assessore regionale alla famiglia, sui fondi del comune per l'affettività. Il bando di Roma, antidemocratico, insegnare a scuola le teorie gender. Dal quotidiano Il Tempo a Repubblica, pagina 12, anche qui un paginone con Zaia incalza Salvini, difendi il Nord. Chiaramente Repubblica lo traduce con il suo linguaggio. La coesione della Lega è stata massima ieri nel Consiglio federale. Il partito si attesta in trincea sul Piave. Al Consiglio federale della Lega la resa dei conti con i governatori. Il segretario promette battaglia sul limite delle legislature, ma chiede più sostegno contro chi lo critica sul fronte dei trasporti. E Sala da Milano che parla.
È un sindaco parlante. Via il limite anche per i sindaci. Sono d'accordo con Zaia e De Luca e dico che questo limite non dovrebbe esserci nemmeno per i sindaci. Il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, si sbilancia sul limite ai 2 mandati per i governatori. Ha ragione Zaia quando dice che non prende lezioni da chi sta da 30 anni in Parlamento, e il confronto è con l'Europa. Nessun paese ha un limite dei mandati, ad eccezione del Portogallo che ha il limite di 3, perché noi dobbiamo sempre essere speciali. E ancora, c'è chi dice che c'è un'eccessiva concentrazione di poteri, ma ci sono i consigli comunali, quello regionale, gli organismi di controllo, i giudici, la Corte di Conti, poi c'è il Supremo Controllore che è l'elettore. E a Beppe Sala piacerebbe fare il tris nella sua Milano? Ha risposto mai dire mai. Sì, ha parlato, ma non di quello che succede nella sua città. E chiaramente Repubblica non ne fa cenno. A pagina 13, e qua ci vorrebbe davvero lo sfumino, ma non c'è lo sfumino, se faccio l'appello, 1.000 euro per lo sfumino di Radio Libertà, il bottoncino che chiude il microfono nel caso di tosse, e quando c'è un'intervista a pagina 13 su Repubblica a Tosi, altro che tosse, il Doge non ha chance, tocca a Fratelli d'Italia oppure ci sono io. Scrive Tosi oggi, a pagina 13 con Concetto Vecchio su Repubblica. Luca può fare il ministro. Il sindaco di Venezia, presiedere un ente, non sparirà. Far slittare le elezioni al 2026? Si è fatto solo per il Covid, servirebbe una legge. Tutta da leggere l'intervista a Flavio Tosi, che non abbiamo casualmente il tempo di leggere, però alla fine è giustamente qualche frasettina su quello che ha fatto Tosi in passato. A un certo punto chiede quello di Repubblica: quindi Zaia che va da solo è fantapolitica? E lui risponde: non c'è il terzo mandato, la Lega non si metterà di traverso, ma no, alla fine si troverà una quadra, conviene a tutti. Lei in che rapporti è rimasto con i leghisti? Buoni. Vado molto d'accordo col coordinatore veneto Alberto Stefani, bravo amministratore, ragazzo serio. Gli ricorda il giornalista di Repubblica: il suo addio fu burrascoso. E risponde Tosi: mi hanno insegnato che il piano personale non va mai mescolato con quello politico. Si trova bene in Forza Italia? Benissimo, corrisponde alle mie idee di liberale. Io la ricordo molto a destra, mai stato secessionista, mai anti-euro. Non era durissimo contro gli immigrati? Contro i clandestini, gli immigrati regolari a Verona sono il 15% e mi adorano. È per lo Ius Scholae? Lo Ius Italiae, un'idea giustissima, è perfettamente entrato a far parte di Forza Italia. Bene, bravo Tosi, basta non averlo tra i piedi come presidente della regione Veneto. Sul quotidiano La Stampa, anche qua, la trincea del Veneto. La Lega compatta con Salvini, se Zaia va da solo staremo con lui. E Romeo rilancia avvisando gli alleati: vogliamo tutto il nord. Fantastico, signori, paginone quest'oggi sul quotidiano La Stampa, che dall'altra parte cresce il fastidio di Fratelli d'Italia e Forza Italia, non si arretra, tanto poi si calmano. Se lo dite voi. Un'altra segnalazione dalla Stampa non posso non darvela, signori, perché si autocelebrano oggi i 30 km all'ora, pagina 18, a Bologna, certamente, ma lo sapete, dove governa il PD, si va a 30 all'ora. A Bologna i nuovi limiti di velocità hanno dimezzato le vittime di incidenti, 0 pedoni uccise, non muore più nessuno. Non succedeva dal 91, anche la qualità dell'aria è migliorata, il sindaco nessuno ha perso il lavoro, ma allora tutti contenti? Col cavolo che lo scrivono oggi sul quotidiano La Stampa. Vero è che Sammy Varin nelle scorse settimane che campagna vi ho portato avanti? Quella dell'auto ibrida, che secondo me è il futuro. Un'auto ibrida, giustamente, fino a 30, 40, 50 all'ora va col motore elettrico. Potremmo ricominciare a respirare in molte città
e soprattutto, ripeto, nel centro o nelle zone molto trafficate, dove comunque vai a 30 all'ora, perché c'è una codona negli orari di punta incredibile. Quindi, al di là dei divieti, l'auto ibrida potrebbe essere veramente la soluzione. 30, 40, 50 all'ora e si inquina di meno e si respira, e quello che fa jogging in mezzo al traffico non muore di cancro, tanto non muoiono lo stesso, e questo è un altro mistero. I pendolari ostaggio dei ritardi, guasti e cantieri fermano i regionali. È proprio nella pagina successiva della Stampa, visto che a 30 all'ora non ci volete andare voi che non votate PD, guarda cosa succede. I pendolari ostaggio dei ritardi, guasti e cantieri fermano i regionali, e naturalmente oggi, venerdì 17, si è fermato ancora qualche cosa. Il quotidiano La Verità lo ricorda, ma oggi anche altri quotidiani lo fanno, che oltre 1 miliardo è stato bruciato in mascherine non conformi. L'atto di accusa di Arcuri. Parliamo della commissione Covid, la JC Electronics ha parlato dei contratti annullati, poco dopo il manager si è difeso ma non ha chiarito il problema delle certificazioni, verrà risentito. Chiaro che La Verità da sempre attanaglia su questo problema, per la prima volta oggi ne parlano anche altri quotidiani. A pagina 4 della Verità, Sala si risveglia. Violenze da reprimere. Il sindaco parla solo ora dei fatti di Capodanno e resta vago sui carabinieri, mentre vagheggia il terzo mandato. Vagheggia il terzo mandato. Apro le linee, chi mi vuole parlare? Chiami adesso 0292947222, chiaramente La Verità a pagina 7, altro branco di islamici in azione a Milano, nuovo agguato sessuale dopo la notte di Capodanno, stavolta fuori dalla discoteca Alcatraz. Un gruppo di nordafricani ha tentato di rapinare una studentessa, poi uno di loro l'ha palpeggiata, e un egiziano di 36 anni arrestato, Piantedosi, fatto inaccettabile. Ed è chiaro, fa paura pensare che intorno a noi, mentre passeggiamo per Milano, ci sono neri violentatori. Ultima segnalazione, mentre arrivano le telefonate, riempite il centralone di Radio Libertà. Pagina 19, una bellissima intervista oggi sulla Verità a Enrico Ruggeri, che è uscito con un nuovo album. Continuo a essere controcorrente, infatti canto il Requiem a questa Unione Europea. E la canzone Requiem, che si intitola in tedesco In das ist mir wurscht, non mi importa, mette a confronto la storia della grande Europa con le cattedrali e i teatri con l'Europa delle banche, delle multinazionali, dei centri di potere, della manipolazione del pensiero, che non è la mia Europa. Sono due concezioni opposte. Quando ero bambino sentivo parlare nel sogno di un'Europa comunitaria, unito dalla cultura, dalla fratellanza. Invece viviamo in un luogo in cui all'improvviso ci danno delle regole. Una mattina ci svegliamo e se proviamo a bere da una bottiglietta d'acqua non si stacca più il tappo. Poi dobbiamo cambiare la macchina, mettere il cappotto alla casa perché ce l'ha chiesto l'Europa. Questa Europa è una somma di leggi cervellotiche non decise dai cittadini. È la protervia del potere ai danni della gente. Una canzone coraggiosa che prossimamente inseriremo in programmazione. Intervista Enrico Ruggeri oggi sulla Verità, pagina 19. 0292947222. 10 minuti, solo 10, perché poi arriva Sallusti che oggi intervista Val di Tara. Le vostre telefonate. Pronto? Ciao Sammy, Nando di Pioltello. Ciao. Visto ormai con la firma elettronica si possono fare referendum su ogni cazzata, io se fossi Salvini lancerei un referendum proprio sui tappi di plastica delle bottigliette. Sarebbe una mazzata per la sinistra che non finisce più. Senti, passiamo alle cose serie. Sull'educazione all'affettività non ho capito una cosa, forse mi puoi illuminare tu. Quella professoressa Castellammare di Stabia che faceva educazione all'affettività, è nata donna o l'hanno ristrutturata col 110%?
perché ho letto un po' le sue intercettazioni, le sue chat, mi pare i suoi gusti sessuali più che da femmina siano da ristrutturata, no? Anzi, leggile quando hai tempo, leggile in diretta senza censura. Ciao. Grazie caro, manca solo questo, va bene, lo faremo. Su Libero, Sala vuole più immigrati e bastona i carabinieri all'inseguimento di Rami, hanno sbagliato. Pagina 2 del quotidiano Libero, mentre è uscita la fiction della serie ACAB e i Notav si sono arrabbiati, non ci dipinge da eroi. I sabotatori dell'alta velocità dice ma questa serie in onda su Netflix ci descrive in modo macchiettistico, ma andremo avanti fino alla vittoria. Anche i carabinieri e la polizia non ci fanno una bella figura. 0292947222, pronto? Niente, linea caduta? E allora dai, mentre riempiamo i centralini, mi tuffo nei vostri messaggi al 3406709659. Zaia va difeso senza se e senza ma, perché uno dei nostri. Su Berlusconi e Forza Italia, che ci viene sempre in quel posto, è anche colpa nostra, perché ogni 3x2 lo si ringrazia, lo si tira in ballo, hanno dedicato a Berlusconi il primo voto nella riforma della giustizia, nonostante non c'entrasse nulla con la Lega, ma soprattutto quando ne ha avuto occasione non ha mai fatto niente. Pace all'anima sua, ma anche basta, scrive Fabio. Forza Italia ha tutto Mediaset alle spalle. Sì, e secondo gli ultimi sondaggi è anche la catena di radio più ascoltata, e Salvini non piace più come ai primi tempi. Ciao Sammy, non è che non piace più, è sputtanato dalla mattina alla sera, insieme alla Lega e insieme a tutti voi che avete un'idea che è quella della Lega. È questo che non volete capire, e non c'è Forza Italia o Fratelli d'Italia che possa riprendere le idee della Lega, soprattutto in tema di autonomia e sul fronte immigrazione, di remigrazione. L'abbiamo detto solo noi, che chi si macchia di gravi reati va rimandato a casa, ma soprattutto gli va tolta la cittadinanza italiana. Bestemmiamo? Bestemmiamo, è proprio il caso secondo il PD. 0292947222, le linee sono libere in questo momento. La cosa mi fa molta paura, quando sono libere vuol dire che si è bloccato qualche cosa. Fondiamo il CVI, controllo vaccinati illustri. Controlliamo se in Mattarella, Li Speranza e i Burioni non si siano vaccinati farloccamente con l'acqua distillata. È vero, è vero. Bello, bello, bello. WhatsApp è giustamente anche questo. Con Cainarca si seguiva una rassegna stampa di alta qualità, adesso mi dispiace è scaduta così in basso. Questo è sempre Ambrogio, lui ogni giorno mi scrive un messaggio d'amore, un vero peccato, è un fiore all'occhiello di questa radio. Io l'avevo anche consigliata a chi leghista non è, ma adesso me ne guardo bene, e ti conviene assolutamente. Purtroppo dovrò cercare altre fonti per le notizie del giorno. Da vecchio leghista me ne rammarico. No, Ambrogio, tu non sei mai stato leghista, mai. Ascolta me. Sant'Antonio Abate, protettore degli animali domestici, auguri. Peggio ancora, le mascherine non servivano e non servono a nulla, scrive Marco, che ci scrive anche un audio. Lo scrive, lo detta, lo dice, eccolo. Poto, Sammy. Voilà. Notar che abreja malahem hai che il dialele na robogis. Appena Yasin che parla italiano e la capes mia. Ciao, dal lago di Seo. Grandissimo, Marco. Grandissimo. Vedi perché non hanno fatto Topolino nel dialetto bresciano? Perché con le H aspirate era un casino. 0292947222, una chiamata in diretta. Pronto? Pronto? Ciao, Sammy, sono Mario. Ciao. Ciao. Adesso sono un po' fermo, adesso sentirti per un po' di giorni. E vai. Secondo me, sono contento, ma secondo me vogliono fare loro la vera rivolta verso gli immigrati, perché tu guarda, chi fa casino, chi pesta, chi fa, sono sempre quelli dei centri sociali, quelli di sinistra sono sempre attaccati. Adesso, come dicevi tu, ci sono anche gli squadroni degli extracomunitari che sono spalleggiati dalla sinistra. Una volta prendevano i cinesi per portarli a votare per il loro referendum, ti ricordi? Adesso i cinesi non sono più cretini, hanno comprato quello che dovevano grazie all'amico Prodi, non gliene frega più un cazzo della sinistra, che hanno capito non gliene frega niente, e allora adesso prendono questi, come facevano una volta i radicali con i carcerati, pensavano di prendere dei voti lì, infatti visto che fine fanno, questi faranno uguale. Però fuori di insistere,
Poi la gente normale che cosa? Che come dici tu, come vediamo tutti, non è che dici tu, come vediamo tutti, non si può più camminare, non si può più fare, se sei bravo cose vengono in casa ti rubano, ha ragione ancora loro, le scippatrici fanno vedere. Poi dopo va alla fine che la gente si ribella davvero e poi dopo non è che dici telefono alla polizia, io non sono poi così sicuro che telefonino alla polizia. Ma secondo me sarà meglio dargli un po' un freno, perché poi la gente inizia, anche le voci che senti in giro le sentirai anche tu, la gente inizia a essere stufa veramente, stufa veramente. Grazie Ciao, caro, buona giornata a tutti. grazie, buona giornata. L'importante appunto che essere stufi non porti a non votare più. Tutti nordafricani, scrive Laura, lo stanno dicendo anche su Canale 5, è ora di finirla. Perché la sinistra non fa una manifestazione contro la violenza sessuale, tentata violenza fatta da gruppi di 10-12 persone straniere che accerchiano la gente? Sembra quasi un rito. È vero, si chiama Taarrush Gamea. 0292947222, il più veloce, va in diretta, pronto? Pronto, ciao, sono io. Ciao, sei tu. Ciao Marco, senti, io mi rifaccio la domanda a cui nessuno fino adesso mi ha dato una risposta esauriente sui fatti dissegrabili di Milano, ma scusa, con dei precedenti così, come ha potuto riverberarsi questa schifezza? Ma la polizia non poteva prevenire, sapendo che ormai le piazze in queste manifestazioni sono in mano a quei signori, non poteva essere presente in maniera un po' più massiccia, perché la polizia è in maniera massiccia presente quando ci sono dei manifestanti pacifici che protestano contro il taglio degli alberi, quando andavano a protestare per la richiesta del lavoro nel Green Pass. Madonna, se era presente la polizia, randellava e idratava anche sotto la protezione di Federica, e questo non me lo scordo, caro Semmi, e questo io non ce l'ho con la polizia, ma con chi li comanda, e soprattutto la sinistra allora non si era lamentata sul comportamento dei poliziotti sui poveri lavoratori. Cioè, ci sono delle incongruenze bestiali, senza poi andare un pochettino indietro nel tempo, e concludo sempre sulla polizia, che io stimo, ammiro nella manovalanza, ma non su chi li comanda. Ti ricordi, no? A Genova, al G8 di moltissimi anni fa, ha lasciato che devastassero le città, bruciassero tutto, e poi cosa ha fatto? È andata a randellare quei 4 ingenui che erano alla caserma Diaz. Chiarissimo. Buongiorno Sammy, i nostri alleati mussolesi sono proprio bestie politicamente, ma dove lo trovano uno come Salvini? Gli ha regalato il 20% dei voti, fa il parafulmine del governo, ma devono coccolarselo. Se c'era un altro, che ne so, Zaia, col cavolo che faceva tutto questo, soprattutto sta lavorando pancia a terra. Fabio, se passa la riforma delle pensioni con ulteriore estensione di 3 mesi, perderete i miei voti. Non siamo numeri e neppure parassiti. Ma no, caro Fabio, semplicemente era un calcolo. È chiaro che se le probabilità di vita migliorano, c'è anche questa possibilità, ma va votata e rivotata. Linee piene, mi dice Simone, ora scoprono i dialetti. La Lega li tutela da almeno 30 anni. Dove erano questi soloni, sapientoni, snob, radical chic? Si vergognavano del dialetto. Bravo Luigi. Lo scrive oggi il giornale di Forza Italia, il quotidiano Il Giornale parla della giornata dei dialetti oggi. Ultime chiamate, pronto? Buongiorno Sammy, sono Davis. Vai. Ciao, ascolta, dopo una donna Presidente del Consiglio propongo, a proposito del sindaco di Milano, una donna, la nostra Silvia Sardone. L'amo, grazie, ti taglio velocissimo, un'altra chiamata, pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Vai. Allora, io sono un vecchio leghista, perché io sul Po c'ero, quindi io ho fatto i gazebo per la secessione, il referendum, eccetera, li ho fatti tutti. Allora, io mi stupisco ancora oggi, nonostante siano passati 30 anni, che ci siano dei leghisti che si dichiarano vecchi leghisti e veri leghisti, che non hanno ancora capito niente. Allora, ormai il mondo è cambiato dagli anni 90. Non si può fare la ridotta come la Repubblica Sociale Italiana, riprenderci solo il nord, perché diventeremmo ininfluenti. Ricordatevi, ragazzi, che le idee camminano sulle gambe dei popoli. O un popolo ha un'idea, ha un'identità, o svanisce. Noi del nord ce l'abbiamo quell'identità. Qual è l'unico partito che cerca, si sforza, si impegna a tutelare la nostra identità? La Lega.
Non ci credete, cambiate partito e vedrete dove andiamo. Ciao Grazie, a tutti. Ciao, grazie, un abbraccio. Chiudo con l'ultimo messaggio. Tarush Gamea, caro Sammy, sarà tristemente la parola dell'anno. E tu per primo, come giornalista radiofonico, già anni fa avevi rilevato questa nuova vergogna. Bravo Sammy, hai gran classe. No, classe no, però diciamo che ci ho visto giusto. Io e la mia bimba andiamo a scuola, la viola, e sentiamo sempre la sigla col motivo musicale alle 7:25, miau miau. È il duetto buffo di Due gatti di Gioachino Rossini. Ce l'abbiamo solo noi. Da Sammy Varin è tutto, grazie a tutti per i WhatsApp e i messaggi. Ci ritroviamo alle 11, tra pochissimo il nostro direttore Sallusti e poi l'intervista a Valditara. A più tardi. Avete ascoltato la rassegna stampa.